Eder. Mech. Pallister. La morte di Liliana Resinovic, avvenuta a Trieste in circostanze misteriose, suscita da tempo un ampio dibattito e interesse da parte dell'opinione pubblica. Proprio in queste ore il pubblico ministero ha finalmente autorizzato l'utilizzo di una tecnica innovativa, l'analisi del microbiota, per cercare di stabilire con maggiore precisione la data della morte di Liliana. Liliana Resinovic è stata trovata senza vita in un'area boschiva nei pressi di Trieste, dopo che la sua scomparsa era stata segnalata da diversi giorni. Le indagini iniziali non hanno fornito risposte definitive, con varie ipotesi che sono state avanzate riguardo alla causa e alle circostanze della sua morte. Le autorità hanno esaminato dettagli come le ultime interazioni sociali della donna e le condizioni in cui è stata trovata, portando a una serie di domande senza risposta che hanno finito per creare un clima di incertezza. L'analisi del microbiota intestinale è una tecnica innovativa che si è dimostrata utile in vari campi, dalla medicina alla ricerca forense. In sostanza, il microbiota è l'insieme di microrganismi che vivono nel nostro intestino e la sua composizione può fornire indizi importanti sulla salute e sullo stato fisiologico di un individuo in un determinato momento. Nel contesto di un'indagine forense, l'analisi del microbiota può rivelarsi cruciale per determinare non solo la causa della morte, ma anche per stabilire la data in cui è avvenuta. I microbi intestinali possono subire cambiamenti significativi post-mortem. E studi recenti suggeriscono che esiste una correlazione tra la composizione del microbiota e il tempo trascorso dalla morte. L'autorizzazione del pubblico ministero per utilizzare questa metodica rappresenta un passo avanti significativo nelle indagini. La possibilità di ottenere informazioni dettagliate sulla data di morte attraverso l'analisi del microbiota potrebbe portare a chiarire molti aspetti oscuri del caso di Liliana Resinovic. Se i risultati dell'analisi dovessero concordare con altre evidenze raccolte durante l'inchiesta, potrebbero aiutare a delineare una cronologia più chiara degli eventi e a indirizzare le indagini verso nuove o storiche piste. Condizione per l'effettuazione dell'esame sarà l'utilizzo di un prelievo minimo che consenta la possibilità di un eventuale controesame qualora si rendesse necessario. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.